Non sono la persona che viene descritta, dice rivolgendosi alla televisione, non ho mai ucciso donne e bambini, poi chiede cure che sono disponibili solo in Israele. E quanto trapela oggi sulle dichiarazioni rese dal boss Matteo Messina Denaro, che dal carcere di massima sicurezza dove si trova rinchiuso pare abbia rifiutato anche la consueta ora d'aria che da solo avrebbe potuto prendere. A guidare questi suoi giorni è dunque una situazione di assoluta fragilità, ben lontana da quel personaggio adorato ed inneggiato tra le pareti della sua casa che aveva come protagonista il padrino nel quale si identificava. Lo domina la paura della morte, quella vissuta dal piccolo Giuseppe Di Matteo, da Antonella Bonomo, dalle vettive di Capace di Via D'Amelio, dai Gergofili di Firenze. La lista è lunga, ma la Primula Rossa non ne parla. L'angoscia di una fine vicina che avrebbe potuto, chissà, determinare una resa, quasi una velata richiesta d'aiuto per colui che, se non trovava le vie d'uscita, sfondava tutto. Chissà se in queste ore stia riflettendo su cosa potesse significare per tutte le vittime innocenti che hanno perso la vita in attentati e barbare uccisioni quel sentire sul collo il fiato della morte. È certo un fatto: sulla morte che incombe anche in lui prevale l'istinto di salvezza. Chiede cure speciali, cure che a suo dire si troverebbero solo in Israele. Si piega per un attimo e dice: non creo problemi, ditemi cosa devo fare. Una disposizione al dialogo che potrebbe lasciare diverse interpretazioni, ma che stride fortemente con quanto nei giorni scorsi ha affermato: non sarò mai un pentito. Come è naturale è un Matteo Messina Denaro ben lontano da colui che con aria spavalda girava tranquillamente e conduceva una vita assolutamente normale sotto il falso nome di Andrea Bonafede, che ha lasciato l'idea di quel lusso visto come potere, indossando i vestiti fornitigli dal penitenziario e in attesa di un pacco di abiti provenienti dalla famiglia che ancora non lo ha visitato, come non lo ha fatto il suo avvocato, la nipote Lorenza Guttadauro, che lo ha solo sentito al telefono. Di fatto il carcere duro non prevede contatti con parenti se non una volta al mese in videoregistrazione, e i tempi non sono ancora compiuti. Intanto viene pian piano ricostruita l'identità di un figlio maschio tenuto segreto che avrebbe 18 anni e porterebbe il nome di Francesco come il padre del boss. Le perquisizioni proseguono a tappeto e al momento interessano la casa dei suoceri del prestanome Andrea Bonafede, mentre gli inquirenti passano al vaglio le dichiarazioni rese a Massimo Giletti già dal novembre del 2022 di Salvatore Bagliardo, uomo vicino ai fratelli Graviano.